Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Fontanarossa nel caos dopo l'incendio di domenica sera, ancora fermo il traffico aereo e il disagio dei viaggiatori in arrivo e in partenza che lamentano la scarsa assistenza delle compagnie aeree. Le associazioni consumatori denunciano i disservizi. La SAC risponde: i sistemi di emergenza hanno retto benissimo. Aeroporto di Comiso improvvisamente sotto stress, oltre 50 i voli dirottati da Catania a seguito dello stop di Fontanarossa dopo l'incendio, un test importante per lo scalo Ibleo. Colpi di mitra libici su pescherecci siracusano, il presidente Armatori Sicilia denuncia l'assalto avvenuto in acque internazionali, salvo l'equipaggio, ma il natante è ingovernabile, in soccorso giunta una nave della difesa italiana. Con l'arrivo del grande caldo, attivato da oggi nel pronto soccorso il codice calore. Vi spieghiamo come riconoscere la patologia e come comportarsi di conseguenza. Catania si prepara ai festeggiamenti estivi in onore di Sant'Agata. Sarà l'occasione per ricordare i martiri del nostro tempo, tra i quali Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia 30 anni fa. Strada provinciale 205 chiusa per troppa spazzatura. La città metropolitana di Catania emana un'ordinanza a tempo indeterminato. Calcio, proseguono i lavori al Massimino per l'inizio della nuova stagione. Intanto è andato deserto il bando per la gestione esterna. Il Catania precisa e pensa ad una procedura negoziata. L'amministrazione si riorganizza. Ben trovati dal nostro telegiornale. Dopo l'incendio che ha danneggiato il Terminal A dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, non è ancora attivo il Terminal C, che dovrebbe garantire almeno 2 voli all'ora da e per l'aeroscalo Etneo. Ma quello che è ancora il punto critico della situazione è la comunicazione inadeguata e spesso addirittura assente delle compagnie verso i passeggeri lasciati a terra al loro destino. Sentiamo Orazio Longo. L'aeroporto è chiuso, è ancora chiuso. Questo si sentono rispondere oggi i passeggeri dal personale di terra di Fontanarossa a Catania. Il Terminal C non è di fatto ancora attivo. I 2 voli all'ora, 2 in partenza e 2 in arrivo, annunciati e previsti dalle autorità competenti nella riorganizzazione d'emergenza del traffico aereo dopo l'incendio che domenica sera ha colpito il Terminal A, causandone la momentanea chiusura, fino a poco fa non erano ancora partiti. Ci vuole tempo per organizzare le cose, fanno sapere. Forse nel pomeriggio il primo check-in. L'unico volo decollato ad ora è quello speciale diretto a Casablanca in Marocco alle 3 di notte. Ma dopo le polemiche di ieri, anche oggi la situazione più critica riguarda la comunicazione, spesso assente del tutto, altre volte contraddittoria o inadeguata da parte delle compagnie nei confronti dei passeggeri lasciati da soli a fronteggiare l'emergenza e troppe volte senza un'alternativa valida al volo cancellato. Come queste studentesse dirette a Bologna. Abbiamo un volo per le 9.40, non abbiamo avuto notizie fino ad adesso, sono le 7.45 e non è arrivata nessuna comunicazione, semplicemente guardando l'applicazione è cambiata l'aeroporto di partenza. Che non è più Catania ma è Trapani e noi non sappiamo come arrivare a Trapani adesso perché sono le 7.45 e il volo sarebbe tra 2 ore. A farsi carico della maggior parte dei voli cancellati sono gli scali di Palermo, Trapani e Comiso. La SAC ha predisposto pullman gratuiti per i passeggeri appiedati. Intanto sono in corso le operazioni di pulizia del Terminal A danneggiato dall'incendio. I vigili del fuoco sono al lavoro per ulteriori e più approfonditi accertamenti tecnici che dovranno stabilire origini e cause dell'incendio, che secondo i primi accertamenti sarebbero state dovute al cortocircuito di un condizionatore. Indaga la Procura di Catania, che ha aperto un'inchiesta, e l'ENAC. E sul caos all'aeroporto Fontanarossa abbiamo sentito le associazioni dei consumatori che denunciano la mancanza di assistenza delle compagnie, ma anche l'assenza di un coordinamento della società che gestisce lo scalo di Catania. Sentiamo. Le compagnie devono provvedere a riorganizzare, a riproteggere e fare partire i voli, però chiaramente in una situazione come questa ci saremmo aspettati che la società di gestione degli aeroporti con un minimo di responsabilità avviasse un coordinamento con le compagnie in grado di dare informazioni ai passeggeri, perché le notizie che stanno arrivando da adesso, le segnalazioni sono proprio queste: i passeggeri non sanno cosa fare, hanno i check-in validi ma non sanno non hanno dove andare.
andare, come partire, se partire, quindi questa è una cosa che purtroppo sta mancando in queste ore. È una circostanza eccezionale l'incendio e quindi non spetta la compensazione pecuniaria, tuttavia le compagnie devono garantire ai passeggeri l'assistenza e quindi pasti e bevandi, transfert in albergo, l'albergo, tutto quello che è necessario. Se non lo fanno, oltre a violare il regolamento, devono rimborsare ai passeggeri tutte queste somme. Poi vi è la questione dell'aereo. La compagnia deve offrire al passeggero la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del prezzo del biglietto e il passeggero, attenzione, a scegliere fra le due alternative. Abbiamo ricevuto anche nella giornata di ieri delle segnalazioni, addirittura in alcuni casi c'è stato segnalato il raddoppio e oltre il raddoppio del prezzo che c'era fino a qualche ora prima. Quindi se dovesse succedere una cosa di questo tipo stiamo cercando di raccogliere i dati e faremo l'esposto all'antitrust. E dalla SAC, ovvero la società di gestione dell'aeroporto di Catania, si rimandano invece al mittente le accuse di carenza nei soccorsi e negli impianti di emergenza. Il presidente Nico Turrisi infatti ha dichiarato: non c'è stata alcuna criticità, i sistemi hanno funzionato, la dimostrazione nessun ferito. Lo ha intervistato Orazio Longo. Nico Turrisi, il Terminal C apre o non apre? Abbiamo appena finito una riunione con Assoclearance e con le compagniere che sono a conoscenza quindi che l'aeroporto è perfettamente funzionante e riaperto, ovviamente con queste limitazioni di movimenti orari, e stanno rischedulando i propri voli, per cui presumibilmente se non a fine mattinata comunque nel pomeriggio ci saranno primi voli un'altra volta da e per Catania direttamente. Andiamo a parlare dell'incendio. Una serie di testimonianze dicono i sistemi di emergenza non hanno funzionato benissimo. Alcuni dicono non funzionava la sirena, altri dicono dal tetto niente acqua, non ha funzionato. La verità è che il sistema ha retto benissimo. Ringrazio i vigili del fuoco che hanno immediatamente domato le fiamme e che hanno comunque circoscritto subito l'incendio. Prova ne sia che nessuno, e sottolineo nessuno, si è fatto male. Tutto quanto è stato circoscritto e domato, dopodiché si stanno facendo gli accertamenti, ci sono i vigili del fuoco che stanno continuando col nostro personale a fare il proprio dovere. Abbiamo da gestire una grande emergenza, io mi scuso ovviamente a nome di tutti per questi disagi, non possiamo metterci però a fare il gossip o inseguire soggetti che scrivono corbellerie su internet. Tecnicamente, realmente, che possibilità ci sono che domani si torni ad aprire il Terminal A? Dovremo comunque eliminare tutte quelle che sono i residui, le polveri, insomma le fuliggini che sono derivate da questo incendio e solo dopo, e dopo aver verificato che tutta l'impiantistica, mi riferisco non a quella infrastrutturale, perché danni strutturali non ce ne sono stati né sulla struttura delle partenze né su quelle degli arrivi, ma solo dopo che siano state ristabilite per esempio le linee, internet e cose di questo genere, che si possa tornare a volare come sempre e a viaggiare in sicurezza. Vengono riprogrammati, lo avete sentito, i voli e vengono riprogrammati naturalmente con ripercussioni sugli altri aeroporti siciliani. Tra questi un aeroporto su tutti abituato a un traffico davvero esiguo, pensate soltanto una movimentazione di 5 voli al giorno. È l'aeroporto di Comiso che si trova proprio a seguito della situazione catanese improvvisamente sotto stress. Sentiamo il servizio di Laura Curella. Disagi all'aeroporto di Comiso, dove molti voli sono stati dirottati da Catania a seguito dell'incendio che ha colpito lo scalo di Fontanarossa. Un crash test importante per lo scalo Ibleo, abituato a gestire 5 voli al giorno e adesso costretto a gestirne oltre 50. La lista d'attesa è su carta, in una fotocopia, e quindi bisogna chiedere, aspettare. Guardate ragazzi, è veramente tremendo. Siamo arrivati al posto di atterrare a Catania, siamo arrivati qui non c'era nessuno, ci hanno detto che ci sono delle persone che ci aspettavano, non c'è nessuno, abbiamo aspettato lì davanti alla porta, ci hanno chiuso la porta davanti, non c'è nessuno non sa niente, nessuno non ci dice niente. Lì l'info point è chiuso, quindi nessuno non sa niente. Da Catania purtroppo a causa dell'incidente hanno cancellato il nostro volo senza avvisarci. Una delle compagnie low cost che avrebbe dovuto portarci a Firenze non ci ha fatto sapere nulla, niente completamente, per cui noi abbiamo perso tutta la prenotazione, abbiamo perso 2 giorni di albergo a Firenze,
per cui non ci hanno riprogrammato il volo, come invece hanno fatto altre compagnie che voi vedete qua, che invece sono state dirottate da qui e possono partire. La SAC, governance dell'aeroporto di Catania e Comiso, sta lavorando a pieno ritmo per garantire il servizio di trasporto dei passeggeri e limitare i disagi. Stiamo gestendo, pensiamo al meglio, questa emergenza. Oggi abbiamo oltre 50 voli, considerando un aeroporto abituato a gestire 5 voli giornalieri, siamo oltre 50, quindi capite anche le criticità. Che abbiamo coinvolto anche gli enti di Stato, quindi sia la Polizia, la Guardia di Finanza, i Carabinieri stessi e anche la Protezione Civile, che ci sta supportando anche nella gestione dei passeggeri, perché arrivano questi enormi flussi con gli autobus. Al momento non è possibile capire quando questa situazione di emergenza potrà rientrare. Continueremo ad occuparci dell'aeroporto di Catania a 2 giorni dall'incendio nel terminal, appunto, che è stato messo assolutamente fuori uso. Al focus delle 14:30 infatti Giusilla Zara e Orazio Longo faranno il punto sui disagi per i passeggeri che cercano di riprogrammare il volo o attendere il rimborso dalle compagnie aeree. Potrete inviare le vostre segnalazioni al numero WhatsApp, il 342 7455 005. Il programma sarà trasmesso in diretta anche sul sito di Telecolor sulla siciliaweb.it. Il peschereccio Orizzonte della Marineria di Siracusa è stato attaccato in acque internazionali da una motovedetta libica che ha esploso contro numerosi colpi di mitra. Lo rende noto il presidente della Federazione Armatori Siciliani Fabio Michalizzi. L'equipaggio e il comandante del peschereccio sono appunto stati miracolosamente in grado di mettersi in salvo, ha aggiunto, ma l'imbarcazione è ingovernabile. In questo momento è fondamentale fornire un intervento tempestivo e adeguato per salvare il peschereccio e assicurare la sicurezza di tutti i membri dell'equipaggio. Sul posto è arrivata da poco una nave della Marina italiana, appunto in soccorso. Marcello Dell'Utri ha fatto sapere agli inquirenti fiorentini che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Di conseguenza non ci sarà l'interrogatorio fissato per oggi all'ex senatore indagato dalla DDA e anche perquisito nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93. Lo si apprende da ambienti giudiziari a Firenze. Per i PM Dell'Utri avrebbe istigato l'organizzazione delle stragi per favorire l'affermazione di Forza Italia. Ed è stop ai cantieri, o perlomeno si chiede lo stop ai cantieri delle grandi opere pubbliche nel Palermitano quando la temperatura supera i 35 gradi. A chiederlo è la Filea CGIL con una lettera inviata all'ufficio provinciale del lavoro, agli uffici degli ispettori del lavoro e a 30 grandi aziende che stanno eseguendo opere pubbliche in città. La legge permette il ricorso alla cassa integrazione quando le temperature superano i 35 gradi e tutto questo naturalmente a tutela dei lavoratori. E questa è un'estate bollente, le temperature soprattutto in questi giorni sono estreme e soprattutto in Sicilia. In questo contesto arriva nei pronto soccorso a partire da oggi un nuovo codice, si chiamerà Codice Calore. Vediamo di cosa si tratta e quali sono i sintomi che ci permettono di riconoscerlo. Simona Mazzone. Si chiama Codice Calore ed è un percorso assistenziale preferenziale e differenziato attivo da oggi nei pronto soccorso, secondo direttive ministeriali, rivolto agli accessi nei presidi ospedalieri per malori causati proprio dagli effetti del caldo estremo. Come riconoscere allora un colpo di calore? Il colpo di calore ha delle varie fasi evolutive. Passiamo da sintomi banali, come per esempio la cefalea, i crampi muscolari, le vertigini, per via passare poi a quelle che sono le patologie più importanti. Le sintomatologie più importanti, il vomito, la temperatura corporea che può arrivare a 38-39 gradi e poi fino anche alla perdita di coscienza. C'è differenza tra il colpo di calore e il colpo di sole? Sì, il colpo di sole è dovuto a cosiddetta insolazione, a un'esposizione del corpo alle radiazioni solari. Invece il colpo di calore è correlato alle caratteristiche ambientali, quali per esempio il calore e l'umidità.
I medici raccomandano alla popolazione di seguire i noti accorgimenti, bere molta acqua e mangiare cibi freschi come frutta e verdura e ovviamente di non uscire durante le ore più calde, consigli che spesso vengono sottovalutati anche dalle categorie a rischio. Ovviamente sono i bambini e gli anziani. E in un'estate da bollino rosso in numerose città italiane, dove in Sicilia il termometro segna temperature tra i 40 e i 50 gradi, in aumento da domani e per tutto il mese di luglio secondo i meteorologi, con l'ondata di calore in atto è possibile che l'isola batta il suo stesso record europeo di alta temperatura, confermato anche dall'ONU, registrato nel siracusano l'8 agosto di 2 anni fa, con 48,8 gradi centigradi. Adesso voltiamo pagina, è stato presentato oggi il programma dei festeggiamenti agatini, la cosiddetta Sant'Agata d'estate. Ricordiamo il 17 agosto sarà un'ennesima occasione per i devoti di incontrare il busto reliquiario di Sant'Agata, ma sarà anche una giornata di festeggiamenti in onore dei martiri del nostro tempo. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Oggi in Sicilia e in molte parti del mondo tante vite vengono mietute perché in nome di Cristo difendono la legalità, difendono la giustizia e con essa naturalmente i più poveri. Celebrare Sant'Agata, martire cristiana dei primi secoli, con la festa del ritorno a Catania delle sue reliquie, un popolo che le accoglie con gioia, ricordando al contempo i nuovi martiri. Cosa significa essere martiri oggi? Guardando all'ultimo martire siciliano, l'ultimo santo martire siciliano, certo ancora beatificato, speriamo che venga presto canonizzato, Don Pino Puglisi. Accanto a lui abbiamo il Beato Rosario Livatino, che non dobbiamo dimenticare anche. Sono due figure, però la prossimità con il trentennale di Don Pino Puglisi ci porta a evidenziare la sua vicenda di santità. Sarà questa la centralità della festa di metà agosto. Il 16 in cattedrale l'esposizione del Sacro Velo, che proseguirà anche il 17, giorno in cui nel pomeriggio dopo la messa il busto reliquiario verrà portato in processione. Festa di popolo in una città che cerca di rialzarsi, e non sfuggono all'arcivescovo di Catania gli ultimi provvedimenti adottati dal sindaco Enrico Trantino. Non si può attendere che l'amministrazione faccia qualcosa per noi, bisogna cogliere quello che ci indica. Ad esempio molto gradito alcune norme che sono state ribadite per la movida nel centro storico, per la somministrazione di bevande alcoliche, per la cura dei nostri monumenti che sono imbrattati dalle scritte vandaliche. La strada del cristiano, sottolinea Monsignor Renna, è in salita, ma è la strada giusta, e annuncia che il prossimo anno, per il 9° centenario, la festa di mezz'estate sarà preceduta da un triduo. Tante infine le iniziative che arricchiranno il programma della festa, con molti giovani protagonisti. Restiamo a Catania, dove protestano le associazioni dopo le nuove regole imposte dal provvedimento sul decoro firmato dal sindaco trantino Luca Ciliberti. Polemiche e malcontento a Catania contro l'ordinanza sul decoro urbano firmata dal sindaco Enrico Trantino. Pubblica indecenza è lo slogan con cui le associazioni cittadine ieri pomeriggio hanno manifestato, dandosi appuntamento sulla scalinata Alessi. Provvedimento che secondo Arbor, Arcigay, Hauser, i siciliani giovani e la rete Restiamo Umani Incontriamoci hanno etichettato come grave, oscena e ridicola, chiedendone a gran voce la revoca perché colpirebbe anche i più deboli, cioè i senza fissa dimora. È pericoloso perché si dà l'idea che l'emergenza sicurezza in questa città è il fatto che ci sono delle persone senza tetto, senza casa, che vivono in mezzo alla strada. Si dà l'idea che l'emergenza di questa città è qualcuno che passeggiando può fare baccano, o il fatto che ci sia un vicino di casa che si può lamentare perché tu a casa tua magari fai rumori mentre fai l'amore con il tuo partner. Quindi la novità è che l'emergenza a Catania evidentemente è l'indecenza e i senza tetto. Io penso che l'indecenza, qualcuno l'ha detto prima, sia quella di scagliarsi chiaramente non contro i sinistroidi, contro chi contesta e si siede per strada. L'ordinanza è contro i poveri,
perché chi ha bisogno di sedersi, di sdraiarsi e di dormire fuori sono i poveri. Il sindaco trentino di fatto ha voluto dare una risposta concreta dopo le continue lamentele dei residenti del centro storico, spesso ostaggi nelle loro case della Movida. Annuncia battaglia però dai banchi dell'opposizione in consiglio comunale anche il professore Maurizio Caserta. Speravamo che prima dell'insediamento del consiglio comunale il sindaco di Catania si limitasse a consegnare mastelli o accendere lampadine, scrive sui social, e invece ha voluto tutto per sé e il merito di questa rivoluzione, la fine della distinzione tra spazi pubblici e spazi privati. È innegabile però che l'ordine pubblico e il decoro a Catania sono davvero rari. Si insedierà a ottobre il nuovo questore di Catania, è siciliano, si chiama Giuseppe Bellassai, arriva da Perugia ma è nato a Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa. E oggi arriva negli uffici postali di tutta Italia la Social Card, la carta acquisti spesa 2023, ma a beneficiare saranno solo le persone individuate dall'INPS e contattate direttamente dai comuni di residenza. Il valore è di 382 euro, servirà solo per acquistare generi alimentari, potrà riceverla chi fa parte di un nucleo familiare di almeno 3 persone che non superi i 15.000 euro di ISEE e non percepisca altra forma di sostegno dal reddito di cittadinanza alla NASPI. Da oggi dunque chi riceverà l'avviso da parte del proprio comune potrà recarsi all'ufficio postale di competenza a ritirare la carta. Una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, raggiunto l'accordo per evitare l'isolamento delle eolie. L'incontro tra Regione Siciliana e Caronte Tourist ha portato infatti al mantenimento delle corse fino al 30 settembre. Sentiamo. Nessuna riduzione di corse da qui al 30 settembre, anzi i collegamenti marittimi dal porto di Milazzo verso le isole Eolie continueranno sino al 30 settembre addirittura aumentando del 20%. Dopo la decisione di Caronte Tourist Isole Minori di uscire dal contratto con la regione e di passare al libero mercato, ecco il compromesso trovato proprio sul tavolo del presidente Schifani al termine di un lungo incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti della compagnia di navigazione e l'assessore ai trasporti Alessandro Arico. Il calendario delle corse stabilito a Palermo prevede lunedì, mercoledì, venerdì e sabato da Milazzo una corsa alle 6:30 per Vulcano, Lipari e Salina con ripartenza alle 11:20 ed arriva a Milazzo alle 14:30. Lunedì, mercoledì e venerdì una corsa in partenza da Milazzo alle 15:30 per Vulcano e Lipari con ripartenza alle 18 verso Milazzo dove l'arrivo è previsto alle 20. Una soluzione che dovrebbe andare incontro anche alle esigenze di tanti residenti ed operatori commerciali delle isole che nei giorni scorsi hanno subito tanti disagi. Siamo ormai nella condizione di dover prenotare 10 giorni prima un posto all'interno di una di queste navi per avere garantito l'approvvigionamento. I costi ormai sono alle stelle. Tenga conto che per trasportare un camion l'altra volta ho pagato 3.000 euro una fornitura e il trasporto mi è costato quasi 1.000 euro. La decisione della Caronte Tourist di recedere al contratto con la regione e puntare sul libero mercato è nata dal sequestro disposto alla magistratura dei traghetti Elga, Ulisse e Bridge perché ritenuti non idonei al trasporto di persone con mobilità ridotta, ma che la compagnia considera invece assolutamente a norma. Caronte Tourist ha inviato anche una lettera ai sindaci di Lipari, Malfa, Leni e Salina per annunciare la decisione di aumentare le corse settimanali e sottolineare quello che definisce il doveroso senso di vicinanza e solidarietà che la compagnia ha sempre avuto nei riguardi delle popolazioni delle isole minori. L'accordo durerà come detto sino al 30 settembre, ma occorrerà poi capire cosa accadrà durante la stagione invernale. Strada provinciale 205 chiusa per troppa spazzatura. La città metropolitana di Catania emana un'ordinanza a tempo indeterminato. Ci spiega tutto Eva Spampinato. Un'immagine impressionante, una puzza. Sono ancora una volta le vostre segnalazioni, quelle che ci inviate alla nostra linea diretta con il pubblico a raccontare ciò che avviene nelle strade di Catania, dove invece di ripulire una zona altamente pericolosa per la salute pubblica, la soluzione è chiudere al transito. Siamo sulla strada provinciale 205, nel tratto compreso tra l'innesto con l'asse attrezzato e l'intersezione con la provinciale 54, per intenderci la via alle spalle dell'ospedale San Marco. Più volte vi abbiamo mostrato le immagini di cumuli di spazzatura che aumentano di giorno in giorno.
giorno. Ora la città metropolitana di Catania interviene con un'ordinanza pubblicata sul sito che vieta il transito a tempo indeterminato a veicoli e pedoni a causa dei rifiuti accumulati lungo i margini della strada. La strada è percorribile normalmente. L'ordinanza è stata emessa con somma urgenza dopo un sopralluogo che ha attestato la mancanza di condizioni di sicurezza per una regolare circolazione stradale, ma nessuna segnaletica è stata ancora posizionata dalla ditta che deve occuparsene, l'azienda speciale SCMC, ex Publiservizi, a causa dei noti problemi di riorganizzazione dopo l'avvertenza. Dagli uffici della città metropolitana ci confermano che le transenne verranno posizionate a breve. Ciò che non si sa invece è quando i rifiuti verranno rimossi e soprattutto dove verranno conferiti. Il percorso alternativo passa da Librino, SP54, Viale Sant'Eudoro, Viale Moncada, Viale Bummacaro, asse attrezzato e viceversa. Continuate naturalmente a inviarci le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp, ci interesseremo sistematicamente dei vostri casi e ovviamente ci rivolgiamo a tutto il pubblico siciliano. Una pausa e torniamo ancora per il calcio. Il calcio in chiusura, nessuna domanda presentata per la gestione dello stadio Massimino. Il Catania pensa a una negoziazione privata, intanto quasi del tutto posato il nuovo manto erboso. Marco Carli. Ecco le immagini dello stadio Massimino con il nuovo manto erboso già posato quasi per intero. Fervono i lavori mentre la gara di rilievo europeo che doveva servire ad esternalizzare la gestione dello stadio per 10 anni, più eventuali altri 10, è andata deserta. Il Catania l'ha definito un'opportunità significativa, ma ha spiegato attraverso una nota la scelta di non partecipare è maturata in considerazione di specifiche riserve relative ad aspetti tecnici. Il Comune prende atto e si riorganizza. I nostri direttori vedranno il da farsi, sicuramente sentiranno anche il Catania, diciamo, ovviamente nella logica dell'inizio del campionato, di quello che si dovrà fare per partire appunto con la stagione. Valuteremo qual è la soluzione migliore, ovviamente nei limiti della legge. Ecco le strade possibili. Il Comune può pubblicare un secondo bando, opzione non obbligatoria, o al momento lasciare tutto così com'è, concedendo l'uso dello stadio per le gare ufficiali e gli allenamenti. Il Catania può pensare a negoziare privatamente. A proposito di gare ufficiali, si lavora per consentire l'utilizzo del campo per la prima in casa dei rossazzurri. La corsa contro il tempo arrivava alla seconda di campionato, sperando che appunto sia la prima in casa. Quindi insomma tutte quelle iniziative propedeutiche all'inizio del campionato sicuramente saranno concluse entro l'inizio della seconda giornata di campionato, che ovviamente speriamo tutti sia in casa. Il manto erboso, come detto, è stato già posato, la macchia rossa-azzurra dei seggiolini delle curve è ben visibile, si lavora sulla pista e sulle mezzelune dietro le porte, così come sulle torri faro. Un Massimino fresco di restyling attende la prossima Serie C. Un'ultima notizia, Marco Chiarella è ancora al Catania, 10° giocatore confermato dalla società di Pelligri, è arrivata anche la nota ufficiale del club. Con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 19. Vi lascio con Gisela Zara e con Orazio Longo per una puntata dedicata all'aeroporto e alla situazione dell'aeroporto di Catania all'interno di Sicilia 24 Focus.